Capoterra, chiesa di Santa Barbara. La chiesa sorge sui dolci rilievi dei monti di Capoterra, immersa in una campagna silenziosa che sembra trattenere i segni del passato. Questo luogo ha radici profonde che affondano nel XIII secolo, quando, intorno al 1280, fu edificata una piccola chiesa in stile romanico pisano, caratterizzata da una navata unica e una copertura sorretta da capriate lignee. La costruzione fu probabilmente promossa dall'arcivescovo di Cagliari di allora, legata alla presenza dei monaci agostiniani, e realizzata in pietra di arenaria e calcare locale. Le facciate esterne sono punteggiate da numerosi alloggiamenti per bacini ceramici, un dettaglio ornamentale tipico dell'arte del tempo e testimonianza di antichi contatti culturali con elementi islamici e ispano-moreschi. La chiesa è dedicata a Santa Barbara, figura venerata come vergine e martire cagliaritana. Secondo la tradizione religiosa locale, la giovane fu incarcerata e infine decapitata per la sua fede cristiana tra la fine del III e l'inizio del IV secolo DC nel luogo dove oggi sorge il tempietto. La leggenda racconta che, nel punto esatto in cui la sua testa cadde sul terreno, sorgesse una fonte d'acqua, chiamata in lingua sarda Sasca Bizzada, la decapitata, meta di continua devozione e pellegrinaggio. Nel corso dei secoli, la chiesa ha subito varie modifiche e ampliamenti. Nel 1739, ad esempio, l'asse liturgico fu ruotato verso sud e fu aggiunta una cappella presbiteriale con una cupoletta, ispirata alla più grande basilica di San Saturnino di Cagliari. All'interno, l'altare maggiore, frutto di interventi tra il Settecento e i primi anni dell'Ottocento, riflette l'evoluzione artistica dal gusto romanico antico alla ricchezza barocca dei marmi policromi. Col passare del tempo, tuttavia, la struttura subì decadenza e abbandono, con profanazioni e furti di arredi sacri che ne lacerarono il fascino originario. Fu solo con i restauri del 1986 e 1989 che si incominciò un serio recupero delle strutture, a partire dal rifacimento del tetto e dal consolidamento delle mura. Più recentemente, grazie anche a fondi europei e a progetti di tutela del patrimonio, sono stati intrapresi ulteriori lavori di conservazione e valorizzazione, rendendo il sito nuovamente fruibile e preservando la sua memoria storica e religiosa. Ogni anno, nella prima settimana di luglio, la festa in onore della santa richiama fedeli e visitatori. Il simulacro di Santa Barbara viene portato in processione dalla parrocchia fino alla chiesetta campestre, richiamando antiche devozioni, riti civili e la vivace partecipazione popolare.